Oggi si celebra San Giacomo il Maggiore. Il nome Giacomo ha origine ebraica e significa seguace di Dio. In Spagna il calendario festivo di luglio prevede la celebrazione della festa che lo scrittore Ernest Hemingway rese celebre in tutto il mondo. San Fermín. Il 25 luglio si svolge infatti la festa di Santiago Apostol a Santiago de Compostela, che riempie di musica e spettacoli culturali la città. Anche la musica è protagonista di uno degli appuntamenti estivi più popolari, il Festival Internazionale del Mondo Celtico di Ortigueira. La manovra del maresciallo Pietro Badoglio è far cadere il governo fascista e ridimensionare il potere di Benito Mussolini. Dopo una riunione fiume di 10 ore del Gran Consiglio del Fascismo, viene approvato un ordine del giorno nel quale si stabilisce la restituzione di tutti i poteri politici e militari a Vittorio Emanuele III. Il provvedimento, con 19 voti favorevoli, 7 contrari e 1 astenuto, non lascia scelta al Duce che alle 17 del 25 luglio del 1943 incontra Vittorio Emanuele III a Villa Savoia. All'uscita Mussolini viene arrestato e il re incarica Badoglio di formare un nuovo governo. Il momento epico arriva alle 22:45 di quello stesso giorno, con l'annuncio della notizia alla radio. Per milioni di italiani è una liberazione. Nelle strade vengono distrutti tutti i simboli del fascismo. Qualche curiosità sui vini siciliani. Il passito di Pantelleria è ottenuto esclusivamente dalle uve del vitigno a bacca bianca, chiamato Zibibbo, portato sull'isola dagli arabi, anche se qualche studioso individua la sua introduzione all'epoca dei Fenici. Il suo nome deriva dalla parola araba zaibib, che significa uva essiccata. Altri lo fanno risalire a Capo Zebib, un promontorio tunisino dove il vitigno ha avuto diffusione prima di arrivare sull'isola. Buon venerdì ai 12, oggi la luna si congiunge al sole e il leone e tutti e due gli astri sono congiunti nella luce. Oggi è novilunio, oggi è luna nuova, vediamo chi rinasce sotto la luce. Ariete, e per voi è un novilunio di trigono, per cui quanto mai positivo per tutto quello che riguarda la rinascita e la ricalibrazione del vostro collocarvi nel mondo. È molto probabile che si stiano costituendo le condizioni perché possiate avanzare di molto carrieristicamente. Toro, è un novilunio di quadratura, quindi probabilmente dovrete fare chiarezza sulla relazione tra voi e gli altri. Forse pretendete troppo o forse dovreste capire di dover essere un pochino più dolci nei confronti del partner. Gemelli, ottimo aspetto questo di questo novilunio che per voi significa di nuovo esplodere ad un livello relazionale e sociale. Per tutti i singoli gli incontri oggi saranno magici e per tutto quello che riguarda la sfera sociale oggi sarete brillanti e divertenti più che mai. Qualcuno potrebbe anche chiedervi collaborazione per un progetto, dato il vostro savoir-faire. Cancro, una giornata molto bella oggi per voi. La luna, la vostra signora, si congiunge al sole, il novilunio, la luna rinasce con nuovi sogni, idee, progetti e anche con la consapevolezza che la vostra vita è cambiata e finalmente siete dentro un nuovo brillante flusso. Leone, accade proprio da voi questo novilunio portentoso, questo gioco di luci tra ombre e luminosità che abbraccia tutto lo zodiaco, ma che per voi significa qualcosa di più, significa una vera e propria rinascita, una vera e propria volontà di reinterpretare un po' tutto alla vostra maniera.
Vergine, il novilunio per voi è un novilunio un po' pensieroso, forse vi chiedete come o cosa rinnovare. Fastidiosissimo ancora è quella quadratura Venere-Marte che ancora vi rende insicuri in amore. Forse dovrete agire proprio su questo per rendervi un pochino più diretti. Bilancia, un novilunio che assicura una nuova rinascita, una nuova equipe, una nuova squadra, delle nuove collaborazioni. E questo quello che avete scelto, che pensate faccia bene al vostro iter, per cui perseguitelo con convinzione. Scorpione, oggi questo novilunio sembra di quadratura ed è un novilunio che vi chiede di essere un pochino più critici ed attenti al vostro comportamento con il partner e nel sociale, perché a volte vi chiedete perché alcune cose sfumano o durano da Natale a Santo Stefano. Sagittario, stupendo questo novilunio di trigono per voi che sembra rianimarvi, darvi coraggio e darvi una nuova energia che vi permetterà di rinascere positivamente e soprattutto di pensare anche a qualcosa di bello che potrebbe accadere nelle vostre vite o nelle vostre famiglie. Capricorno, questo novilunio vi pone comunque a distanza di sicurezza dalla luna, per cui seppure non dialoga molto con voi, vi fa comunque incuriosire di cose un pochino misteriose, qualche richiamo al passato, alla vostra famiglia magari, o comunque a un qualcosa di atavico come un richiamo irresistibile al quale presterete molta attenzione. Acquario, giornata oggi che vede il novilunio d'opposizione, quindi dovrete interrogarvi sulla relazione o sulla vostra capacità di stare in relazione, perché probabilmente molti di voi dovranno decidere se perdere un po' di libertà per abbracciare l'amore e i sentimenti. Pesci, questo novilunio è un po' distante in gradi da voi, non vi parla molto, eppure però vi rimanda una suggestione molto interessante per quello che riguarda la vostra quotidianità. Probabilmente dovrete ricercare nella vostra routine abitudini nuove, delle collaborazioni che siano più fluide di quelle che non avete avuto fino ad adesso. Sono le 16:42 del 25 luglio del 2000, quando un aereo Concorde della Air France decolla dall'aeroporto di Parigi, diretto a New York. 2 minuti dopo, a causa di una striscia di metallo persa da un DC-10 partito poco prima, una ruota del velivolo esplode e perfora un serbatoio, provocando un incendio. Nonostante i danni, l'aereo riesce a staccarsi da terra, ma senza guadagnare quota. Si schianta contro un hotel, muoiono 113 persone e inizia la fine della compagnia di aerei supersonici. Hai dubbi su un esame e ti senti poco preparato? Bene, potresti pensare di improvvisare. Gli inglesi hanno un modo per descrivere questa situazione: to play it by ear, ovvero suonare a orecchio. Letteralmente significa affidarsi all'ascolto e all'istinto musicale. Ma non solo, può essere utile per spiegare una situazione in cui non vuoi fare piani precisi in anticipo. Quindi se siete una di quelle persone che preferiscono l'improvvisazione, ricordate il proverbio inglese. Oggi vi raccontiamo la storia di Corliss Palmer. Un giorno, scherzando con le sue amiche al bar, decide di mandare una sua foto a una famosa rivista dedicata ai fan del cinema muto. Ebbene, viene scelta. È così che entra nella Hollywood degli anni '20. Fu proclamata la più bella ragazza d'America, ottenendo pubblicità e la possibilità di recitare in un film. L'editore della rivista, Eugene Brewster, si innamorò di Corliss e divorziò dalla moglie per sposarla. La loro vita sembrava perfetta, con lusso e successo, ma la caduta fu altrettanto rapida. La crisi economica portò alla rovina di Brewster e alla fine del matrimonio. Corliss si ritrovò sola, con dipendenza dall'alcol e depressione. Nonostante tutto trovò un nuovo amore in un modesto cowboy, ma il passaggio al cinema sonoro segnò la fine della sua carriera. La sua voce rimase un mistero. Ci salutiamo con la frase del giorno. L'amore è un'anima che abita in 2 corpi. Portate amore nelle vostre giornate. Io vi aspetto domani per iniziarne insieme un'altra con amore e sana curiosità. Buona giornata dalla vostra Martina.